La collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Equimbar Oliena, Uniposto Zieri di Letizia De Monte, Passeggiata a cavallo maneggia la cinta San Teodoro. Qui il mondo non c'è, siamo io e te e tutto tace ormai. Tu, l'amore mio, respiro io, aria pura sei. Via da quei fantasmi, sincera balla per me. Partiti, quinta corsa, premio Colonnello Bruno Vanzi, debuttanti sui 1600 metri angolo arabo a fondo arabo. Adrenalina De Mores a condurre. Balla per me come adesso tu sei. Sognando il derby, chi non sogna il derby è un uomo morto, chi non sogna è un uomo morto, non so che è il derby. Quindi con questa cavalla l'aspirazione nostra è farlo, correre bene, poi se dovesse levare il derby non saprei cosa dire, mi emoziono solo a nominarlo, figurati se dovesse arrivare. Vicino, fuori il buio c'è. Ma l'hai trovata a lui? Meno male, l'abbiamo fatta. Dimmi di adrenalina. Bene. Una cavalla, meno male, ho trovato un po' di ritmo, non l'ho dovuta mai prendere in mano perché sennò difficoltà. Però oggi bene, dai. Sì, bene, non mi ho fatto mai tirare. L'avevi già montata, vero? Sì. Come l'hai trovata? Uguale, anche come aveva girato. Ok, complimenti Marco. Bruno, È passato il tempo, però lei mi sembra che... questa è una cavalla da corsa, l'ha dimostrato anche oggi. Rientrava, infatti ha detto bene dall'internazionale, ha corso alla grande, sono troppo emozionato, ma io penso che il 2004 faccia ancora meglio. Lo dice la carta, la genealogia. Noi adesso facciamo il derby, vediamo. Avevo detto tempo fa in un'intervista, sognando il derby, sogniamo il derby. Ormai siamo lì, eh. Siamo lì, grazie Bruno. Non rientra alla grande. La qualità non si superva, le prestazioni che ha fatto, prima erano tutte positive. È andata bene. Pioggia nel cuore, disseti l'amore, preziosa sei. Partita la 93esima edizione del Derby Sardo, corsa classica. Via da ogni guerra, campi di pace, vedo immersi negli occhi tuoi. Sta nascendo nel cuore un nuovo giorno che stupire saprà. Cerca l'allungo definitivo ai 200 conclusivi, Adrenalina che va via, Adrenalina allunga ancora, Adrenalina sotto la mano di Michael Arras, Adrenalina in autentico canter, Adrenalina De Mores, non ce n'è per nessuno. Il denaro è padrone, ogni istante è sopravvivere, ma io credo al calore, un tuffo d'amore ci salverà. Contenti, soddisfatti, orgogliosi di questa grande cavalla. E devo fare i complimenti alla mia famiglia perché questa è una cavalla che ha più di 50 anni di selezione dietro e c'è da fare i complimenti a loro perché non hanno mai mollato, è sempre stato con grande fiducia, grande sacrificio e non ha mai mollato. Sognando il derby, siamo arrivati al derby, il sogno diventa realtà. Ti ricordi Bruno? Io Vai e sì. scherza, vai. Io sì. Avevo sognato il derby sia in aprile sia quando ha vinto il 25 di agosto quella corsa. Sognato il derby e abbiamo vinto il derby. Non sembra vero ma è vero. È un sogno che un allevatore proprietario di cavalli lo sogna tutta la vita e noi siamo riusciti a ottenere questo benedetto derby. Soddisfazione di tutti e niente. Stasera festeggiamo sicuro. Complimenti innanzitutto per il tuo primo derby, immagino, da allenatore. Sì, il primo. Il primo per me mi sa è il primo anche per la scuderia. Sì, per l'allevamento e per la scuderia. Una grande cosa, insomma, non c'è niente da dire. Meglio di così, poi battere insomma quei cavalli di Nervucci, che sono dei ottimi cavalli, sembra un onore, dai. Love me the same,
right about now. If I judge for life. Il 2019 del galoppo sardo si è chiuso con la strabiliante performance di Adrenalina de Mores, che si è laureata a tutti gli effetti miglior fondo arabo della sua generazione e miglior soggetto per somme vinte in Sardegna, superando di pochi euro Lady Gavoy e Arraio. Con in sella un impeccabile Nino Murro, Adrenalina ha tenuto costantemente sotto controllo gli avversari, senza alcun fatica, nonostante una perizia di 60 kg. Anibas è inizialmente portata a spasso il drappello, imponendo un buon ritmo alla corsa, poi rilevata al comando da Antine Dei, che passava 3/4 di gara, con Adrenalina de Mores che si manteneva a contatto, mentre si avvicinava il favorito Astro da Ghenta. In piena curva finale Adrenalina preme su Antine Dei, andando in anticipo su Astro da Ghenta, mentre cercava di ridurre il gap rimontante a Ostesio. Gli ultimi 300 metri sembrano un remake del derby sardo, con Adrenalina de Mores che allunga perentoria distendendosi ad ampie falcate verso la meta, lasciando gli avversari a contendersi le piazze, le quali venivano occupate dal sempre presente Ostesio e Astro da Ghenta. Scivolava al quarto Antine Dei. Per Adrenalina de Mores arriva la quarta affermazione in carriera. Una bella cavalla, molto agile, molto generosa. Sì, diciamo che è la miglior fondo arabo della sua generazione, sì. Lo possiamo dire, Certo. dopo questa vittoria. Sì, io le ho montate un po' tutti, lei le muove davvero le gambe. Sì, una cavalla di classe generosa e a cui si può permettere anche qualche distrazione come nell'ultima sortita, però già dimostrato Sì, quella che vale. Succede di avere una corsa non positiva, però hai visto, si è ripresa subito, ha fatto valere la sua classe, come hai detto tu, la miglior femmina, anzi il miglior fondo arabo dell'annata, quindi bene. E adesso ho fatto vedere anche quest'altra corsa, bene o male abbiamo vinto, via, siamo contenti. Una È una cavalla buona, è una campionetta, per me non ce n'è.